Mister, partita strana si può dire perché si è messa subito bene per la Voltrese e poi però non siete riusciti a essere così incisivi come magari le altre volte, soprattutto nell'ultima uscita dove invece avevate fatto molto bene. Sì, è vero, però c'è da considerare sicuramente il fatto che siamo una squadra quasi completamente nuova, è solo 2 settimane che lavoriamo, e quindi io pretendo tanto a livello proprio di gioco, però dobbiamo sapere tutti che ci vuole del tempo e non si può in 2 settimane di allenamenti pensare di tornare a essere quelli di prima. Abbiamo cambiato tanto, abbiamo dovuto cambiare tanto. Però in realtà sono state 2 partite diverse, Presa e questa, perché con la Presa abbiamo giocato male, ma siamo stati molto, molto incisivi sotto porta. Invece questa abbiamo tenuto nel pallino della partita tutto il tempo, però senza mai trovare lo sbocco giusto. Sappiamo benissimo che dobbiamo lavorare e dobbiamo cercare il giusto compromesso tra fare risultati subito e giocare. E non è facile, però noi dobbiamo solamente crescere con gli allenamenti e ci vuole comunque sia un po' di tempo sicuramente per proporre il gioco e il Borzoli che noi vogliamo avere in campo. Ecco, ti faccio una domanda, una riflessione. Non è che le squadre ormai vi aspettano, no? E questo vuol dire che vi considerano anche un avversario temibile, quindi vi aspettano, vi studiano, sanno come giocate e magari mettono in modo di non farvi giocare, come certe volte è sembrato anche oggi. Sì, 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 certo, le squadre sanno benissimo che noi vogliamo sempre proporre il nostro gioco e qualcuno ci viene a prendere alta, qualcuno ci aspetta, però noi ci alleniamo per questo, però a riconoscere tutte le situazioni di gioco c'è bisogno di tempo.